Asolo, capitale della cultura italiana per il 2024. Al momento solo una proposta, ma molto ben argomentata. Partendo dalla sua storia, proietterà i propri orizzonti al di là dei 100 orizzonti. Quindi la cultura del paesaggio, la cultura del teatro, la cultura della lettura, la cultura dell'enogastronomia, la cultura dei prodotti tipici, la cultura della tutela del territorio, la cultura della biodiversità e via dicendo. Quindi non solo cultura intesa come fine a se stessa, ma a 360 gradi. Che Asolo sia da sempre centro culturale lo ricordano i nomi illustri che ne hanno fatto la storia e oggi titolano le vie della città. Da Pietro Bembo a Robert Browning, da Eleonora Duse a Gabriele D'Annunzio, definiscono quanto la candidatura di Asolo sia tutt'altro che un'avventura. Semmai uno sforzo in più che va ad aggiungersi alla candidatura UNESCO e al concorso per rendere l'area del Grappa riserva protetta della biosfera. Insomma, Asolo ce la mette tutta per vincere almeno una sfida, anche se nel caso della Capitale della Cultura 2024 solo in Veneto ha già concorrenti Vicenza e Chioggia. In ogni caso, vada come vada, il sindaco sa già che porterà a casa, pardonna, all'asolano qualcosa. Asolo e le terre di Asolo del Monte Grappa abbiano una visibilità nazionale è già questo un ottimo risultato. Portare il nostro piccolo borgo insieme con il territorio dell'Asolano e della Pedemontana a un tavolo ministeriale con un progetto culturale di promozione del territorio penso che sia già una mezza vittoria acquisita.